Benvenuti all'inferno. Vicenza è il forno del Veneto, 38 gradi, le strade bruciano, le piazze scottano, la città non respira. L'afa colpisce duro, l'ozono si scatena, soprattutto a Valdagno, ma la febbre del caldo colpisce Malo e Lonigo, dove i termometri segnano le temperature più alte. A rischio bambini, donne in gravidanza, cardiopatici, malati di asma e soprattutto gli anziani. Ci sono tante persone che girano in questo centro commerciale come in altri per appunto trovare un attimo di pace dalla grande calore esterna. Anche lei dica la verità. Anch'io. Vicenza oggi è una città dall'aria densa, umida e irrespirabile. Chi si avventura per strada lo fa in fretta, come se ci fosse il coprifuoco. Gli anziani cercano scampo nei centri diurni, dove possono passare qualche ora giocando a carte al fresco dell'aria condizionata. Meglio di casa, a casa ho il clima, però qua si sta bene perché sono anche in compagnia. Qua si sta bene, fuori si sbusa. Al 118 continuano le chiamate d'emergenza per il caldo, ma ormai la gente ha imparato a difendersi. Vietato uscire da mezzogiorno alle 6 del pomeriggio, quando l'ozono è più forte e il caldo più soffocante. A Vicenza è operativo il servizio Estate Sicura. Chiamandolo 0444 22 10 20 si può richiedere a domicilio la spesa, i pasti o i farmaci e un pronto intervento in caso di guasti. Ma il sistema che va per la maggiore resta quello di cercare scampo nelle oasi moderne, i centri commerciali. E vengo qui per prendere un po' di fresco, ecco. Vi ringrazio.